com'è che possiamo far sentire più vicina l'Europa ai cittadini? Io faccio sempre la parte di Caracciolo, lui dice se i cittadini non si impossessano dell'Europa, se non la sentono vicini, l'Europa diventa una cosa così astratta, e già lo è, così distante, che crolla, implode su un'impalcatura burocratica. Io ho vissuto una grande occasione, e direi anche che questa occasione l'abbiamo persa, per poter far avvicinare concretamente una dimensione politica europea ai cittadini, e in particolar modo ai cittadini sardi. Nelle elezioni europee noi abbiamo l'Italia divisa in 5 macro circoscrizioni elettorali che racchiudono nel sistema elettorale per l'elezione del Parlamento europeo tutti i difetti che qualche anno fa contestavamo ai sistemi elettorali: circoscrizioni troppo ampie, preferenza multipla, nessuna garanzia di espressione dei territori nell'elezione, perché poi ci sono meccanismi di attrazione, direi di aritmetica elettorale, per cui ci sono zone che possono esprimere molti parlamentari europei ed altre zone che non esprimono nemmeno uno. Zone importanti come la Sardegna per più di 10 anni non hanno espresso una loro rappresentanza al Parlamento europeo. Malta, che ha un quarto degli abitanti della Sardegna, è un'isola come noi, ne esprime di diritto 6. Allora la grande occasione persa è stata quella della riforma del sistema elettorale per l'elezione del Parlamento europeo nel 2008, dove, pur avendo presentato proposte per fare della Sardegna una circoscrizione a parte nella dinamica elettorale italiana, ci vedemmo respingere questa proposta. E questa proposta, a mio avviso, invece, è uno dei tratti che possono caratterizzare la riscrittura dello Statuto sardo. Quando nello Statuto sardo, legge costituzionale, si dovesse scrivere che la Sardegna esprime in una propria circoscrizione una rappresentanza nel Parlamento europeo, staremmo dicendo che è una dimensione nuova e diversa della sua rappresentanza politica in Europa. È l'esplicitazione, direi in concreto e in termini costituzionalmente compatibili, di quel concetto di sovranità che è entrato nella discussione sui nuovi equilibri istituzionali e sul nuovo rapporto, tutto da riscrivere, tra lo Stato italiano e la regione autonoma della Sardegna. Interdipendenza, pluriappartenenza, tutti i concetti che stanno dentro il sicuro argomentare europeista di Enrico Letta, ben combattuto da Lucio Caracciolo, ma alla fine anche Lucio Caracciolo è d'accordo, sono concetti che si possono applicare anche alla discussione su come la Sardegna sta in Italia e come la Sardegna sta in Europa, che è tema di questi giorni, e nella convocazione di tutte le istituzioni della Sardegna, compresi i parlamentari nazionali, la settimana prossima sarà oggetto di un approfondimento che io spero non rituale. Ho detto prima che in questa interdipendenza e pluriappartenenza occorre che la Sardegna esprima in maniera stabile una propria rappresentanza nel Parlamento europeo e che abbia la possibilità, anche questo è un modo di esprimere quel concetto di sovranità o di governance multilevel di cui ha sicuramente parlato Gian Mario De Muro prima di me, che è il tempo moderno delle istituzioni dell'autonomia sarda. Io vorrei dire che significa, in termini un pochino più semplici, star seduti agli stessi tavoli dove si decidono interessi rilevanti per la Sardegna, perché abbiamo bisogno di una rappresentanza di qualità più alta e di una forza di questa rappresentanza più intensa, cosa che oggi le regole non ci consentono. In realtà a volte non ce lo consente nemmeno la scarsa qualità della rappresentanza politica, ma questo è un altro discorso. Occorrerebbe poi rivalutare alcuni vecchi istituti del nostro Statuto di autonomia speciale. Prendiamo per esempio quando si dice che una volta che allo Stato non servono più dei beni demaniali in Sardegna,
perché non se ne fa più nulla, perché non li usa, e possono essere da una caserma ad una postazione sul mare, come è accaduto alla Maddalena. Pensiamo se questo concetto lo rendessimo attuale e più moderno, dicendo che si applica anche alle partecipazioni azionarie, le partecipazioni statali appunto in aziende pubbliche che vengono privatizzate. Beh, credo che la storia di Vinyls, la storia di Alcoa, la storia di Glencore, la storia degli apparati industriali nel centro Sardegna sarebbe cambiata di molto se la Sardegna avesse avuto la possibilità non tanto di fare il capo azienda, quanto di avere un luogo di discussione e di peso della propria responsabilità. E immaginiamoci un'altra cosa che è di scottante attualità, il governo del mare, ma non per fare del presidente della regione Sardegna una sorta di Gheddafi che riscriva le regole sulla distanza che bisogna ricoprire per incrociare il limite delle acque territoriali, non è questo. È però la possibilità di dire una parola, e magari quella decisiva, sugli impianti offshore che vogliono piazzare all'ingresso del Golfo di Cagliari, oppure di dire una parola decisiva sulla difesa della possibilità che un'opera costata 1.000 miliardi delle vecchie lire abbia un senso e una sua utilità e una prosecuzione della sua vita come il porto container, che oggi deve competere con il sistema dei porti terminal del Mediterraneo, compresi quelli africani e di Malta, nella rigidità stupida delle regole di tariffazione che il Ministero dell'Economia ha imposto. Bene, io credo che tutte queste cose molto concrete siano una pagina nuova dell'autonomia della Sardegna, che ha molto a che fare con l'Europa, molto a che fare con un peso di una propria classe politica che però non può essere quella grigia e direi anche sottomessa che vediamo all'opera in Viale Trento.